Finalmente il disegno di legge sulla ridefinizione dei confini territoriali tra Favara, Agrigento e Aragona oggi è diventato legge all'Assemblea regionale siciliana. Una grande battaglia, una grande mobilitazione cittadina, infatti ringrazio tutti i comitati di cittadini di Favara Ovest che hanno con i risultati del 5 maggio scorso dato una spinta a che i lavori all'interno della Commissione e all'Assemblea regionale siciliana procedessero in maniera veloce e spedita. Avevamo preso un impegno che era quello di portare al disegno di legge in aula e farlo votare prima della fine del 2019, questo impegno è stato rispettato, quindi da domani ma anche dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i cittadini di Favara Ovest torneranno ad essere cittadini di diritto a Favara. Quindi oggi è stato per me un onore dire a questi cittadini che hanno assistito con una loro delegazione all'interno dell'Assemblea, è stato un onore dire benvenuti nuovamente a Favara dopo decenni di lungaggini amministrative e di servizi.